In questo abbrivio di discussione generale non si possono non tener conto di alcuni elementi sicuramente oggettivi che devono arricchire sicuramente la discussione stessa. Innanzitutto io parto da una classifica nota, ovviamente, ai più, quella del Sole 24 Ore, pubblicata circa 48 ore, che mette appunto molto in alto nella classifica della qualità della vita 3 delle nostre province. Trieste addirittura al primo posto come territorio provinciale, poi Udine e poi Pordenone. È evidente che qui, come elemento oggettivo, che secondo me dovrebbe essere sottoposto, diciamo, anche all'analisi di quest'Aula, noi stiamo parlando di un'alta qualità della vita determinata da quali fattori fondamentalmente. E dovremmo anche chiederci noi, come membri di questa istituzione, che ruolo abbiamo avuto per riuscire ad ottenere un obiettivo così elevato e un obiettivo, diciamo, di largo consumo relativamente ai cittadini della nostra regione. Innanzitutto il ruolo del Consiglio regionale, lo vediamo anche nel primo approccio di questa legge finanziaria di bilancio, è quello di una redistribuzione della ricchezza. Ecco, questo qui è il ruolo fondamentale del Consiglio regionale, della Giunta in primis e poi anche del Consiglio regionale che approva le leggi di bilancio, è quello di cercare nel miglior modo possibile di redistribuire la ricchezza. E di ricchezza si parla proprio nell'anno 2021, visto che a conti fatti spannometrici stiamo parlando tra assestamenti vari e poi legge di bilancio alla fine quasi di 1 miliardo di euro redistribuito nei vari canali di finanziamento, nei vari capitoli del bilancio a beneficio dei nostri cittadini. Questo è il ruolo importante del Consiglio regionale, quello appunto della redistribuzione della ricchezza. C'è da chiedersi se attraverso questa che è la nostra funzione principale, se noi siamo riusciti, al di là della redistribuzione, ad incidere strutturalmente nel funzionamento di quello che è poi la nostra regione. Sul tavolo, ormai diciamo come una specie di bilancio di fine mandato, di 3 anni e mezzo ormai di mandato, noi dovremmo riuscire ad oggi, cosa che non credo siamo in grado di fare, riuscire ad oggi a stilare un bilancio di quelle che sono appunto sulla carta le 3 principali riforme licenziate da quest'Aula. La prima in assoluto, che risale ancora al 2018, riguarda appunto la riforma sanitaria. Ad oggi, causa molto probabilmente Covid, non siamo in grado di stabilire se la riforma sanitaria sia stata in grado di migliorare o meno la qualità del servizio sanitario regionale. E questo, diciamo, senza usare una speculazione meramente politica, ma attribuendo poi appunto la causa alla pandemia, non siamo veramente in grado di stabilire se quella sia o non sia una riforma efficace. Per quanto riguarda la destra tagliamento, i dati mi parrebbero di dire che è un tipo di riforma, diciamo, che non agevola la periferia, se vogliamo considerare la destra tagliamento una periferia rispetto al centro. Periferia dell'impero, mi suggerisce qualcuno, e posso quasi condividere questa visione dei fatti. Dopodiché c'è stata la riforma degli enti locali che, esattamente come è stato già detto in aula dal capogruppo appunto della forza di maggioranza relativa, è una riforma su cui si rivendica sostanzialmente un unico sostanziale pregio ad oggi, cioè quella di aver superato una riforma considerata cattiva, e cioè quella delle unioni territoriali intercomunali. Quindi l'unico pregio della riforma inerente agli enti locali è stata quella di andare oltre, di cassare le unioni territoriali,
ma senza approdare a nulla di definitivo e di concreto. Quindi oggi sul tavolo possiamo quasi considerare ancora quella degli enti locali una riforma, diciamo, in fase di miglioramento. Non è ancora arrivata a terra quel tipo di riforma. Dopodiché, per quanto riguarda, diciamo, l'economia, il settore dell'economia e dello sviluppo economico, c'è stato appunto quella che non so se si possa considerare una riforma, sì, ma sicuramente una norma importante, sviluppo e impresa, che sta in questo momento cercando di essere specifica, di entrare nel merito e quindi di atterrare concretamente nei territori. Sono testimone, visto che giusto ieri mattina a Pordenone si è sottoscritto un protocollo di intesa relativamente a quelli che sono i distretti del commercio, che è ancora questo accordo, diciamo, ha ancora dei caratteri piuttosto vaghi, se non addirittura sulfurei, quindi siamo ancora in una fase di progettualità. Non ha ben definito il suo carattere. Quindi è molto difficile, andando a conclusione, riuscire a stabilire un bilancio di quella che è l'azione di questa giunta e della maggioranza che la sostiene. È ancora piuttosto sulfurea questa azione. Ma c'è un fatto concreto, anzi due. La prima è che appunto 3 province su 4 della nostra regione mantengono altissimi standard di qualità della vita. E il secondo fatto, assolutamente concreto, visibile e quantificabile, è che c'è un'enorme quantità di risorse da redistribuire. L'unico rammarico in tutto questo è che appunto il Consiglio regionale dibatte, ci si confronta su come, perché, a chi redistribuire questa grande mole di risorse, ma senza in realtà affrontare quelli che probabilmente sono i veri nodi strutturali che rimangono sullo sfondo e non vengono sostanzialmente aggrediti, anche perché è probabile che aggredendo i nodi strutturali che rimangono sul tappeto, probabilmente si scontenterebbe qualcuno, mentre redistribuire risorse, redistribuire ricchezza è molto più facile da un punto di vista, diciamo, di suadenza elettorale e politica. Grazie Presidente.